Akragas di sconfitta in sconfitta, ormai è diventato un ritornello che fa davvero male. Parlare di Akragas, lo ribadiamo, per i tifosi è diventato un tormento continuo. Quella di ieri con un avversario che naviga quasi nelle stesse acque doveva essere una prova di orgoglio, ma è stata invece la prova che l'Akragas non c'è più. Inutile dire che Raffaele Di Napoli è il primo ad incassare l'ennesima mortificazione. Domenica ho cercato di spronare un po' i ragazzi, oggi niente, voglio ringraziarli perché abbiamo passato una settimana un po' particolare e hanno dato tutto quello che avevano e probabilmente non è bastato. Della società preferisco non parlare nulla, preferisco parlare se avete domande da fare sulla partita e quella è una cosa che il presidente Alessi sta vedendo, sta valutando, quindi sono cose loro. Domenica scorsa eravamo a 3 punti dai play-out, oggi non so i risultati, ma penso una sconfitta ti fa allungare ancora di più. Il nostro obiettivo è quello di rimanere agganciati ai play-out con 8 punti per giocarci i play-out. Ma se oggi analizzo in maniera obiettiva la partita, abbiamo perso una partita senza che la squadra avversaria abbia tirato in porta. Abbiamo fatto un errore madornale sul gol loro. La differenza secondo me c'è stata a livello caratteriale tra le due squadre. Loro una squadra sorniona, anche se sono giovani, però molto più esperti di noi e avevano più cattiveria della mia squadra. Io non credo ai moduli, credo nei concetti di gioco. I nostri concetti di gioco oggi, se non ci metti cuore, testa, voglia di fare il risultato, non si va da nessuna parte. Noi oggi purtroppo, anche se abbiamo finito con 5 punte, ma non siamo riusciti a concretizzare, o abbiamo creato qualcosina ma non siamo stati con quel piglio, con quella cattiveria giusta per poter pareggiare la partita. Noi cerchiamo di valorizzare, però io penso che quando prendi sconfitte del genere e fai un campionato come lo stiamo facendo noi, se lo puoi valorizzare a 100 lo valorizzi a 50 il ragazzo, perché il ragazzino del 2001 ha avuto la palla alla fine, magari là se stoppa e tira in porta magari può fare gol e può pareggiare la partita, però l'inesperienza paga. Io non getto la spugna, sono contento di allenare l'Akragas, per me è un onore, io non getto la spugna assolutamente. Io ad Agrigento ci ho vinto un campionato, l'anno scorso e ci siamo salvati, non vedo il motivo, ripeto, sono onorato di allenare l'Akragas, io sono contento del gruppo di ragazzi che ho. È normale che un allenatore cerca sempre di trarre il massimo. Io vorrei magari dalla mia squadra più cattiveria, perché per salvarci ci serve altro, non ci serve soltanto saper stare in campo e fare il compitino che l'allenatore ci dà per cercare di mettere in difficoltà o cercare di sopperire diciamo, alla squadra avversaria i loro pregi. Voglio più cattiveria.